Buonasera e buona domenica, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, giornata di commemorazione accompagnata dalle polemiche. Salvatore Borsellino dal palco attacca: non voglio politici durante il minuto di silenzio. In serata la fiaccolata. Domenica di roghi e paura in tutta la Sicilia, in azione Canadair ed elicotteri della Forestale. Situazione grave nel Trapanese, dove le fiamme hanno divorato 100 ettari di bosco. Sicilia alle prese con il grande caldo, domani bollino rosso in 3 città, Catania, Palermo e Messina. Nel capoluogo etneo scatta il piano per le fasce fragili della popolazione. In Sicilia tutti pazzi per il gelato, a Ragusa la maggiore vocazione artigiana, un giro d'affari da 157 milioni l'anno. A Catania domani la presentazione del restauro del busto reliquiario di Sant'Agata. L'evento sarà trasmesso in diretta dalle 19:40 su Telecolor. Martedì e mercoledì l'ostensione in cattedrale. L'omaggio di Biagio Antonacci alla Sicilia. Il cantautore ha incantato il pubblico del Teatro Greco di Tindari con un suggestivo concerto al sorgere del sole. Calcio in Serie B, prima sconfitta in ritiro per il Palermo, superato per 1-0 dai tedeschi dell'Ingolstadt. In C, domenica di riposo per il Catania, che riprenderà domani gli allenamenti. Sul mercato, rossoazzurri vicini al terzino Pagliai dell'Ascoli. Bentornati, lo avete sentito in apertura, naturalmente parliamo della strage di Via D'Amelio avvenuta 34 anni fa a Palermo, giornata di commemorazioni. Salvatore Borsellino attacca il governo Meloni e poi dal palco rincara la dose: non voglio politici durante il minuto di silenzio. Questa mattina la deposizione di una corona e poi in serata invece la fiaccolata. Sentiamo Marco Gullà. Alle 16:58, ora della strage di Via D'Amelio a Palermo, le centinaia di persone presenti alla manifestazione organizzata dalle Agende Rosse hanno osservato un minuto di silenzio nella strada dove il 19 luglio di 34 anni fa Cosa Nostra ha assassinato il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della Polizia di Stato: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter, Eddie Cosina e Claudio Traina. Un lungo applauso ha chiuso il momento solenne. Un anniversario come di consueto, condito da polemiche, soprattutto politiche. Il fratello del giudice Paolo Borsellino, Salvatore, ha attaccato il governo di centrodestra, in particolare la premier Giorgia Meloni, poi sul palco ha rincarato la dose. Io da anni vengo qui per impedire agli avvoltoi di venire sul luogo della strage, di volteggiare sul luogo della strage e di portare quelle corone di fiori, le corone di morti che portavano davanti a questo olivo. È da anni che impedisco ai politici, ai rappresentanti delle istituzioni, ai rappresentanti dei partiti di venire come tali. Un anniversario iniziato con la deposizione di una corona al reparto Scort della caserma Lungaro, poi in Via D'Amelio gli studenti e le associazioni come Libera. Senza verità non si può costruire giustizia, diventa una memoria prigioniera di certi meccanismi che non devono ingabbiarla, questa memoria. Nessuno può cancellare quello che è avvenuto, abbiamo bisogno di sapere che cosa ci stava veramente dietro. Ci sono fascicoli che danno una direzione, ci sono altri elementi che si aggiungono, cerchiamo la verità. In serata la tradizionale fiaccolata. E non sono mancate anche in questo anniversario le polemiche. Botta e risposta a distanza tra il presidente 5 Stelle Conte e la presidente dell'antimafia Colosimo. Sentiamo Manlio Viola. Tornano a crescere i toni della polemica nel giorno dell'anniversario dell'autobomba di Via D'Amelio. A 34 anni di distanza la verità completa non è stata ancora fatta e il 2026 è l'anno dello scontro politico sulle indagini condotte dalla Commissione parlamentare antimafia. Ieri a parlare di depistaggio istituzionale era stato Salvatore Borsellino, seguito a ruota da Leoluca Orlando. Oggi il leader 5 Stelle Giuseppe Conte è andato oltre, additando anche il presunto ideologo suggeritore della Commissione. Una commissione che ha avuto qualche anno per poter indagare e lavorare abbia preferito dar seguito
ai suggerimenti del loro ideologo Mori, il prefetto Mori, concentrarsi su questa pista. Oggi pomeriggio gli risponde a distanza la presidente della stessa commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. Ma parlava del prefetto Mori o del generale Mori? Perché forse il ghostwriter non gliel'ha specificato. Il nostro obiettivo è ridare Paolo Borsellino all'Italia e con Paolo Borsellino la verità sulla strage di Via D'Amelio all'Italia. Il passato di Paolo Borsellino lo conoscono tutti e non ha bisogno di rivendicazioni. Anche il Presidente della Repubblica oggi ha parlato di una strage che rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Oggi però non è stata soltanto una giornata di polemica a distanza, le manifestazioni sono state due, distinte e separate. Da una parte le agende rosse e tutta l'area di sinistra in Via D'Amelio per manifestazioni non ufficiali, dall'altra parte le manifestazioni volute dai gruppi di Camera e Senato di Fratelli d'Italia e la presenza di Arianna Meloni. Poi il ritorno in Via D'Amelio nel nuovo spazio allestito in questi giorni, teatro delle manifestazioni di chiusura. Voltiamo pagina, roghi e paura in tutta la Sicilia, situazione grave nel Trapanese dove un incendio ha colpito in contemporanea Salaparuta e Poggioreale nell'entroterra minacciando le due città, divorati 100 ettari di bosco. Sentiamo Laura Spanò. A Salaparuta e Poggioreale, due comuni dell'entroterra della Val del Velice nel Trapanese, è corsa contro il tempo per evitare che le fiamme scoppiate attorno alle 14 possano entrare all'interno delle due città. Il fuoco, partito nella zona degli impianti sportivi a Salaparuta, ha praticamente divorato quasi 100 ettari di bosco che circondava la cittadina. A fuoco la zona ecologica, le fiamme hanno lambito l'abitato e il parco giochi, mentre forestali, vigili del fuoco, protezione civile, cittadini e due mezzi aerei erano intenti a spegnere i roghi e le fiamme si sono allargate raggiungendo la vicina Poggioreale. Anche qui il fuoco è entrato nel bosco minacciando la cittadina. Presenti anche le forze dell'ordine. I sindaci dei due comuni non escludono il dolo, ma la Sicilia brucia ovunque. Situazione grave a Cammarata e Castronuovo di Sicilia. Le fiamme hanno raggiunto la zona nord della riserva naturale di Monte Cammarata. In azione Canadair ed elicotteri della protezione civile per contenere il fronte del fuoco. Danni ad alcune case di campagna e aree con animali custoditi all'interno dei recinti. In provincia di Catania grossi incendi nelle contrade raccomandate in Madonna degli Ammalati, situazione critica nella zona del Bosco delle Aci e sul versante di Aci Sant'Antonio. Nel Palermitano roghi a Cerda, tra Bolognetta e Villafrate, a San Ciperrella e San Giuseppe Ato. A Enna decine di villette sono state sgomberate in contrada Baronessa, mentre altri residenti hanno dovuto lasciare alcuni condomini di Enna Bassa tra l'ospedale e Quadrivio. A Modica fuoco sulla collina di Monserrato, le fiamme si sono avvicinate alle case. Canadair ed elicotteri sono intervenuti a sostegno delle squadre a terra. Nel Siracusano, oltre al capoluogo, squadre impegnate anche a Buscemi. E la Sicilia alle prese anche con il grande caldo nelle aree interne, temperature sopra i 45 gradi e domani per il caldo bollino rosso in 3 città, a Catania, Palermo e Messina. Tonino De Mana. È una Sicilia che brucia per l'eccezionale ondata di caldo e per l'emergenza incendi che sta attanagliando tutte le province dell'isola. La calura non concede tregua, stringe come una morsa da Trapani a Messina, da Catania ad Agrigento, per non parlare dell'entroterra rovente con temperature record a Casteltermini 48,4 e Borgo Pietrolupo, frazione di Mineo, dove il termometro ha superato i 46 gradi, precedendo di fatto numerose località del Nisseno e del Calatino. Per il troppo caldo e l'alto tasso di umidità a Mazzara del Vallo è saltata anche l'attesa esibizione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Faikal Karoi per il disappunto dei presenti. Per gli esperti saranno almeno altre 48 ore di fuoco prima che l'ondata di caldo possa finalmente attenuarsi e domani aumentano le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, tra queste Palermo, Catania e Messina. Il caldo record sta imponendo misure straordinarie. Il comune di Palermo ha disposto l'estensione del blocco totale della circolazione dei cavalli adibiti al traino delle carrozze, mentre si susseguono gli appelli alla popolazione affinché si eviti di uscire nelle ore centrali del giorno esponendosi ad inutili rischi.
E invece l'amministrazione comunale di Catania ha attivato per domani una serie di misure di assistenza a favore della popolazione più fragile. Nelle principali piazze lungo via Etnea, così come in altre aree della città, saranno garantiti punti di assistenza alla popolazione e distribuite bottigliette d'acqua. Saranno allestiti spazi climatizzati alle ciminiere, prevista inoltre l'assistenza alle persone senza fissa dimora, mantenendo aperti i dormitori di via Eredia e via Stazione, disponibili per eventuali esigenze di accoglienza. E invece a Siracusa un rifugio anticaldo vicino alla cattedrale. È ancora attiva la postazione della Croce Rossa Italiana che dà aiuto a chi dovesse averne bisogno. Nonostante le alte temperature, in queste ore in città ci sono tantissimi turisti che stanno affollando soprattutto Ortigia. Sentiamo Francesca Loi. È una cosa asfissiante, in effetti oggi per noi è la prima giornata che ci muoviamo sotto il sole. Però questo non ci ferma, ci fa andare avanti e guardare le bellezze delle risorse, le risorse di questa bellissima Siracusa. I medici lo ripetono sempre, evitare di uscire nelle ore più calde. Raccomandazione che però i turisti non seguono, perché ogni minuto della vacanza deve essere speso per scoprire qualcosa di nuovo. E così, nel centro storico di Siracusa c'è questo rifugio climatico con aria condizionata. Quelli che possono essere turisti che magari hanno determinate patologie richiedono al nostro personale sanitario quella che può essere la richiesta di una presa di pressione o ad esempio il controllo di quella che può essere la frequenza cardiaca. Questi sono gli interventi che in questo momento stiamo facendo. Con queste alte temperature quindi la Croce Rossa è qui, in piazza Minerva, vicino al Duomo. Una bottiglietta d'acqua a chi ne fa richiesta, un segno di presenza sul territorio. I volontari sono mossi e ringraziati da quello che può essere un sorriso da parte di tutti i turisti che capiscono ovviamente che questa divisa messa in questa posizione è soltanto di supporto e quindi mostra ancora una volta il grande senso civico dei volontari. Chi gira tra piazze e vicoli di Ortigia cerca di camminare all'ombra, anche se il caldo c'è sempre. L'unica alternativa può essere questa, il mare, che si trova proprio a qualche minuto dalla postazione della Croce Rossa. Domenica di passione per molti automobilisti sulle strade e autostrade siciliane. Vediamo. La fotografia del casello di San Gregorio a Catania in entrata verso la A18 direzione Messina nell'ennesima domenica estiva è quella di sempre. Code, caldo e tanta pazienza. Attesa brutta. Sì. C'è troppo caldo. Com'è andata l'attesa? Sono uscito da qui, scorciatoia. Dove va? A Roma. Sin dal mattino auto incolonnate con i clacson che si fanno sentire. E le temperature ben oltre i 30 gradi. Se ne vendono? 5 metri. E poi costato. E lei sta qua tutto il giorno? No, fino alla luna e poi me ne vado. A ridosso della barriera, operatori del CAS cercano di veicolare al meglio il traffico, ma non sempre ci si riesce. Visto che si è sbracciato molto per farli... Sì, perché la maggior parte delle persone magari non sanno prendere il biglietto, non sanno come fare, scacciano il pulsante sbagliato, questo qua. E facciamo il massimo, ma la confusione c'è. Tutto questo mentre non si ferma l'inarrestabile corsa del caro carburanti, con diesel e verde in Sicilia stabili oltre i 2 euro al litro. Poi bisogna pagare il lettino, l'ombrellone, il traghetto se si va nelle isole in Calabria e poi forse resta qualcosa anche per un panino. E a proposito di caldo parliamo di gelati. In Sicilia tutti pazzi per il gelato e pensate che il giro d'affari è di 157 milioni l'anno. Veronica Barbarino. Cioccolato, pistacchio, mandorla, ricotta e tantissimi altri gusti. In Sicilia tutti pazzi per il gelato. Ogni anno nell'isola si spendono 157 milioni di euro per concedersi coni, coppette e brioche ripiene. A fotografare il settore è l'Osservatorio Medie e Piccole Imprese di Confartigianato Sicilia. Il gelato con questo caldo ci vuole per forza. Sto prendendo una competta piccola, fragola e pistacchio. Quante volte mangi il gelato a settimana? Almeno 4 volte a settimana, anche se lo mangerei tutti i giorni. Palermo è la provincia dove si spende di più, seguono Catania e Messina. Ragusa è invece tra le province con maggiore vocazione artigiana ed Enna è il mercato più piccolo dell'isola.
563 i laboratori di gelateria artigianale in Sicilia, autentici templi del gusto. Nella nostra gelateria il gusto che rappresenta più la Sicilia, soprattutto il ragusano, è sicuramente la ricotta, fatto con ricotta fresca vaccina ragusana, mentre invece il gusto più venduto è nocciola. Come gusti più venduti abbiamo Dolceria, che è una base nocciola, noccioline caramellate e croccante al cioccolato, e poi invece Regina, che è una base vaniglia e frutti di bosco. Come gusto che rappresenta il nostro territorio abbiamo pistacchio. Nella nostra isola il gelato quindi non è solo un piacere, ma qualità e tradizione, da gustare un cucchiaio alla volta. A Catania i cittadini si preparano a vivere il 21 e il 22 luglio un momento di devozione in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Domani a partire dalle 19:40 su Telecolor, in diretta dalla cattedrale, ci sarà la conferenza di presentazione del restauro del busto reliquiario. Giusy Lazzara. A Catania la Basilica Cattedrale aprirà le sue porte per l'ostensione straordinaria e pubblica di Sant'Agata in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie. I devoti si preparano così a vivere un pellegrinaggio martedì 21 e mercoledì 22. Ecco cosa potranno incontrare e vedere durante i 2 giorni di ostensione. Sarà possibile incontrare e venerare la reliquia del cranio di Sant'Agata. Si potrà vedere anche interamente restaurato il busto reliquiario insieme ai suoi gioielli. Sarà esposto un nuovo modello 3D in scala 1:1 del busto reliquiario, realizzato per permettere alle persone non vedenti di poter toccare con mano le forme del simulacro della patrona. Ci sono anche delle regole da seguire. L'ingresso in cattedrale avverrà dai cancelli su via Vittorio Emanuele, il più vicino a Piazza Duomo, mentre l'uscita sarà l'altro cancello, sempre su via Vittorio Emanuele, più vicino all'Arcivescovado. Non sarà possibile fare né foto né video. Come anticipazione a queste giornate di fede, domani a partire dalle 19:40 in diretta su Telecolor dalla cattedrale la conferenza di presentazione dei restauri del busto reliquiario e dei suoi gioielli, curati dalle maestranze dei musei vaticani. E adesso la musica, vediamo le immagini di uno speciale concerto che Biagio Antonacci ha voluto dedicare alla Sicilia all'interno del Teatro Greco di Tindari. Orazio Longo. Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso... Il cielo è ancora scuro, le candele sono accese, l'alba è alle porte. Biagio Antonacci dedica a Tindari, al Teatro Greco, al pubblico che ha riempito la platea, il suo concerto speciale Vivere l'alba insieme. Sai che a tutto si arriva e magari rubarti al tuo mondo che è pieno. Oggi sono me stesso e ti dedico tutto. Ho sentito profumi che... La Sicilia mi ha accolto con un affetto che va oltre ogni aspettativa emotiva e quando si riceve così tanto nasce il desiderio di restituire qualcosa. Aveva annunciato il cantautore prima del suggestivo spettacolo, 11ª tappa del programma che lo ha visto impegnato dal 3 al 18 luglio nell'ambito del Tour Unplugged 2026. È per questo che adesso ti dedico tutto. Saprò risponderti, io non ho più debiti. I concerti di Biagio Antonacci sono realizzati da punto e a capo e si inseriscono nella 70ª edizione del Tindari Festival, organizzato dal Comune di Patti con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e il patrocinio della Regione Siciliana. Lì ti ho sentita mia, o era solo la mia fantasia, mia. Grazie. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Vi aspetto. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, parliamo della Serie B, seconda amichevole amara per il Palermo che in ritiro è stato sconfitto per 1-0 dai tedeschi dell'Ingolstadt. Rosanero meglio nel primo tempo, opachi nella ripresa. Sul mercato invece è ufficiale l'arrivo del portiere Fortin. Marco Gulla.
Seconda amichevole, primo KO nel ritiro in Val Gardena per il Palermo. Dopo il successo nella prima uscita contro i padroni di casa della Gardena, i rosanero cedono 1-0 ai tedeschi dell'Ingolstadt, formazione già più avanti nella preparazione. A decidere la sfida è il gol di Drakulic nella ripresa. Le indicazioni migliori per la squadra di Filippo Inzaghi arrivano dal primo tempo, quando i rosanero hanno costruito diverse occasioni, spingendo con continuità alla ricerca del vantaggio. Nella ripresa, invece, il ritmo è calato sensibilmente e i numerosi cambi non hanno prodotto gli effetti sperati, con la formazione tedesca che ha trovato il vantaggio e poi sfiorato anche il raddoppio. Nel finale i rosanero vanno vicini alla rete del pareggio con un pericoloso colpo di testa di Peda, ma il risultato rimane bloccato sullo 0-1 fino alla fine del match. Vabbè, la partita vale poco per quanto riguarda ovviamente il risultato, perché è la prima vera amichevole che facciamo. Vale perché è un test, è sempre importante mettere minuti nelle gambe in questo momento, sappiamo che stiamo lavorando tanto, quindi le gambe fanno un po' fatica a girare, anche per quello magari siamo tutti un po' meno brillanti ed è un po' più difficile creare occasioni da gol contro una squadra che è più avanti di noi in preparazione, e sapevamo questo, sapevamo che dovevamo stare sul pezzo. Era già una partita per vedere un po' di carattere di questa squadra che secondo me, come ha dimostrato l'anno scorso, sta mantenendo quest'anno. È ufficiale intanto l'approdo di Mattia Fortin, ex Padova e Lens, che arriva in rosanero per ricoprire il ruolo di vice Joronen. Il classe 2003 si trasferisce al Palermo con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Lens. De Planche invece va in prestito al Frosinone. In Serie C il Catania è a un passo dall'acquisto del terzino Pagliai, trattative in corso con Gomez del Crotone e della Morte del Vicenza. Domenica di riposo al Massimino per la squadra. Gabriele Pagliai, 24 anni, sarà il prossimo acquisto del Catania. Il terzino sinistro arriverà dall'Ascoli con la formula del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Pagliai, già con Longo a Picerno, ha contribuito alla promozione in B dei marchigiani con 25 presenze e un gol a Perugia. 3 stagioni a Picerno e prima ancora 2 campionati in Serie D con Novara e Casarano. Complessivamente in 6 anni 166 partite e 4 reti. Nell'agenda di Varrà ci sono nomi importanti per un salto di qualità, tra questi l'attaccante Gomez del Crotone e l'esterno di centrocampo della Morte del Vicenza. Il 32enne Gomez, che piace a mezza Serie C, Bari in testa, ha realizzato in carriera oltre 130 gol, 57 dal 2022 con il Crotone, il cui contratto scadrà la prossima stagione. Anche su di lui c'è il marchio di Longo, come per l'esterno 26enne Matteo della Morte, 29 gare e una rete nella promozione in B del Benevento, ma di proprietà del Vicenza, dove ha disputato 3 campionati dopo tanti anni nella Pro Vercelli. Dall'Ascoli sono in uscita Enrico Ovijac e Ferdinando Di Sole, seguiti dal Catania. Gol di Jimenez, Bruzzaniti e Corbari nella partitella che ha concluso la prima settimana di lavoro. Domenica di riposo al Massimino nella sfida in famiglia, 50 minuti di gioco suddivisi in 4 tempi. Il Catania torna ad allenarsi lunedì con una doppia seduta. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Bentornati, c'è un atto intimidatorio in un cantiere di bonifica e messa in sicurezza a Villa Seta, vicino a un centro commerciale in provincia di Agrigento. Un operaio ha rinvenuto una bottiglia di plastica con liquido infiammabile davanti al cancello dell'area di lavoro in via Fosse Ardeatine. Sono intervenuti i carabinieri, la ditta interessata si occupa della pulizia straordinaria e della manutenzione del sito. Indagini in corso. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.